Ciao a tutti e bentornati amici di Un Sorriso in Più Family. Io sono Angelica, sempre come al solito, e oggi leggeremo un nuovo racconto che personalmente mi è piaciuto molto. Si chiama La fila della diversità. Spero vi piaccia. C'era una volta un piccolo paese. Nel piccolo paese c'era una piccola scuola. I bambini avevano tanti maestri, ma il piccolo governo pensò che questa molteplicità di insegnanti creasse confusione. Si decise allora di eliminare i maestri che insegnavano materie non indispensabili. Per esempio, venne licenziato l'insegnante di lingue straniere, tanto il piccolo paese era così bello che nessuno se ne andava all'estero. Licenziarono anche quello di letteratura, perché la letteratura è un rompimento di palle, tant'è vero che la gente legge la sera per addormentarsi. Venne licenziato il maestro di matematica e fisica, di biologia e chimica e persino quello di ginnastica. Alla fine si pensò che fosse meglio lasciare una sola materia in modo da non confondere gli studenti e nella scuola del piccolo paese arrivò l'insegnante di fila indiana. È un insegnamento utile perché la fila indiana getta le basi per un ottimo inserimento nel piccolo mondo del lavoro. Nel piccolo paese c'era la multinazionale del chiodo. Per entrare e uscire dalla fabbrica faceva comodo conoscere la fila indiana e anche per costruire chiodi la fila indiana era indispensabile. Fuori dall'orario lavorativo i cittadini del piccolo paese frequentavano lo stadio, il supermercato e la chiesa. La fila indiana è comoda per disporsi ordinamente in fila e acquistare i biglietti della partita, così come per aspettare il proprio turno alla cassa o attendere che il prete porga l'ostia per la comunione. Il primo giorno di scuola, la maestra di fila indiana entrò in classe. Disse: «Bambini, mettetevi liberamente in fila indiana». E i bambini si misero naturalmente in cerchio. «No», disse la maestra, «il cerchio è un reato. È vietato dalla legge del piccolo paese, vietato come la bestemmia e la masturbazione. Infatti, chi si masturba diventa cieco e chi bestemmia diventa ateo e chi si mette in cerchio diventa uguale». I bambini facevano sì con le testoline. «Dunque, mettetevi in ordine di altezza», concluse la maestra. La bambina bionda alta e magra si mise al primo posto, ma anche la zingara voleva mettersi davanti. «Io sono più alta di te», diceva la zingarella. «Sì, ma io porto i tacchi», rispondeva la bionda. «Vedete, bambini», fece la maestra, «se mettessimo per prima la zingara ci sembrerebbe di aver sbagliato, perché in altezza è sorpassata dalla bionda. Ma se mettessimo la bionda prima di lei avremmo risolto solo apparentemente il nostro problema. Domani la bionda potrebbe venire scalza come la zingara e nella nostra prossima fila risulterebbe più bassa della seconda. Perciò l'altezza non è un buon criterio per la fila indiana». I bambini facevano sì con le testoline. «Dunque, mettetevi in ordine di colore di capelli», concluse la maestra. La bambina bionda alta e magra si mise nuovamente per prima, ma accanto a lei si dispose anche la bionda bassa e grassa. I capelli erano dello stesso colore e anche il bambino rumeno era biondo quanto loro. «Vedete, bambini», disse la maestra, «il colore inganna. Se considerassimo solo i capelli, questi tre dovrebbero stare tutti al primo posto. Capite ora, quando vi dicono che siete uguali, che vi stanno mentendo?» Infatti questi tre bambini sono oggettivamente differenti per altezza, per stazza e perfino per razza, visto che uno è addirittura rumeno. Perciò il colore non è un buon criterio per la fila indiana. I bambini facevano sì con le testoline. «Dunque mettetevi in ordine di diversità», concluse la maestra. La bambina bionda, alta e magra si mise nuovamente per prima e tutti furono d'accordo. Così come non ebbero niente da dire quando l'africano venne messo per ultimo. Ma in mezzo? Dopo la bionda alta e magra si mise la bionda bassa e grassa, poi arrivò la zingara e appresso c'era il rumeno. E infine il bambino grasso con gli occhiali, la cinesina e l'africano.
Io sono grasso e ho gli occhiali, disse il ciccione, ma sono nato nel piccolo paese e devo stare prima del rumeno e della zingara. Il rumeno era d'accordo, ma la zingara non si voleva spostare. Io sono zingara, ma sono nata nel piccolo paese come mio padre e mio nonno. Certo, disse il ciccione, ma sei l'unica a vivere nella roulotte, mentre noi stiamo tutti nelle case. Noi siamo uguali e tu sei l'unica diversa. Il bambino, grasso con gli occhiali, prese il suo posto. Noi rumeni, disse lo straniero, siamo schifati da tutti nel piccolo paese. Ma nel nostro paese schifiamo gli zingari, proprio come voi provate schifo per noi. Perciò io sono più uguale di questa zingarella. E le passò avanti nella fila. Ora la fila indiana era composta da una bambina bionda alta e magra, seguita da una bionda bassa e grassa, un bambino grasso con gli occhiali, un rumeno, una zingara, una cinesina e un africano. Io, disse quella con gli occhi a mandorla, sono cinese, ma noi cinesi lavoriamo, mentre gli zingari rubano. Non è vero, io studio, disse la zingarella. Tu studi, ma tuo padre? Chiese gentilmente la cinesina. Lui lavora. Ma tuo nonno e gli altri parenti? Aggiunsero in coro tutti i componenti della fila, tranne l'africano che stava zitto. Voi nemmeno li conoscete i parenti miei, come potete giudicarli? Appunto, disse la maestra. Non li conosciamo e li ignoriamo dove si trovino in questo momento. Chi ci garantisce che non stiano compiendo qualche malefatta? Forse non rubano, ma ammazzano. Gli zingari sono ladri e traditori, dissero tutti in coro, e la zingarella venne messa in fondo alla fila appena prima dell'africano, che continuava a stare zitto. Ora la maestra era contenta, perché la fila indiana era completa. C'era una bambina bionda alta e magra, seguita da una bionda bassa e grassa, un bambino grasso con gli occhiali, un rumeno, una cinesina, una zingara e infine un africano. La zingara era molto arrabbiata e disse: Maestra, ma se io mi accoppiassi col negro, verrebbero fuori dei figli sicuramente più scuri di me, e forse persino chiazzati come le vacche. Giusto, disse la maestra. Eliminiamo il diverso prima che inquini la razza. E in un attimo l'africano venne gettato dalla finestra. Forse questa zingara non ruba, riprese la cinesina, ma è sicuro che noi cinesi siamo grandi lavoratori. Non ci piacciono i nulla facenti. Sono un peso morto che rallenta l'economia. Giusto, disse la maestra. Eliminiamo il diverso prima che ci renda poveri. E in un attimo la zingarella venne gettata dalla finestra. Disse il rumeno: Io sono uno straniero come questa cinesina, ma anche il mio è un piccolo paese. Invece i cinesi sono più di 1 miliardo. Se un giorno venissero tutti nel piccolo paese, sarebbero la maggioranza. Giusto, disse la maestra. Eliminiamo il diverso prima che diventi uguale. E in un attimo la cinesina venne gettata dalla finestra. Questo sporco rumeno si mette a fare il patriota, disse il bambino grasso con gli occhiali, e tra un po' dirà che è un cittadino del piccolo paese come noi. E visto che non è né grasso né porta gli occhiali, vorrà passare avanti a me nella fila indiana. Giusto, disse la maestra. Eliminiamo il diverso prima che diventi migliore. E in un attimo il rumeno venne gettato dalla finestra. Questo bambino ha gli occhiali, disse la bionda, che era anche bassa e grassa. Forse è una tara ereditaria, liberiamocene prima che si accoppi e faccia figli ciechi. Giusto, disse la maestra. Eliminiamo il diverso prima che ci impesti. E in un attimo il ciccione venne gettato dalla finestra. Siamo rimasti in 2, disse la bambina bionda, che però era alta e magra. Non si capisce più se sono io a essere diversa da lei o se lei che è diversa da me. Giusto, disse la maestra. Eliminiamo il diverso prima che ci crei confusione. E in un attimo la bassa e grassa venne gettata dalla finestra. Ora sono rimasta da sola, disse sorridendo la bambina bionda alta e magra. La mia razza non corre più rischi di corrompersi con le altre. I diversi non ci sono più. No, cara, siamo ancora in 2 e tu sei uguale a me, le disse la maestra di fila indiana.
mentre la gettava dalla finestra. Insomma, una brutta storia. Ma per guardarla dal lato positivo, quell'anno la scuola del piccolo paese stabilì un record. Nessuno venne bocciato. Questa era la piccola storiella di oggi, spero vi sia piaciuta e ci vediamo la prossima volta. Ciao!